Eder, Mech, Pallister. Nell'ultima puntata di Storie Italiane, Eleonora Daniele ha allarmato un po' tutti dicendo che Claudio Sterpini non stesse bene, ma fortunatamente io qualche ora prima l'avevo sentito e anche abbastanza a lungo e posso dirvi che si sente bene tanto da andare in giro e fare programmi per il futuro. Adesso trasmettiamo l'ultima fase, la chiusura dell'indagine del famoso Garibaldino, ricordando sempre che in questo canale tutti possono parlare e trasmettere le proprie opinioni, quindi quello che dice il Garibaldino sono cose che dice lui. E sinceramente quello che dico io in questi giorni lo sto faticosamente trascrivendo nella tesi, sono arrivato al capitolo 5 di 7 più le conclusioni e naturalmente in attesa della Cattaneo. Eccoci caro Eder. Come ti ho anticipato, abbiamo una direzione di marcia di Lili, abbiamo un quartiere in cui si sarebbe recata, e ciò a seguito della valutazione di dati oggettivi che abbiamo studiato fino in fondo. Per cui, come primi in Italia, è arrivato il momento di parlarne una volta per tutte. Siete pronti? E allora tenetevi saldi alla poltrona, perché è una bomba missile. Oggi vi parleremo anche delle 3 telefonate avute da Lilli tra il 9 ed il 14 dicembre con Claudio e che ritengo fondamentali in quanto nel fine descritte come da titolo Telefonate della morte. Allora, noi sappiamo che a piedi Lilli dirige verso la San Cilino, non arriva alla caserma Carabinieri che non la inquadra in telecamere, per cui lì ci sono solo 2 strade, una sale verso un quartiere e altra scende sulla Sanzio. L'ultima la escludo perché è molto trafficata e sarebbe stata vista, mentre mi interessa quella che sale verso un quartiere di case indipendenti con giardino. Questo abitato costeggia il parco San Giovanni. In linea d'aria si scorge il posto delle fragole e poi più avanti ci sarà il ritrovo del cadavere di Lilli. Il 5 gennaio, ecco quindi che il discorso territoriale torna adesso come non mai, perché da lì puoi raggiungere il parco, ciò ad opera del terzo, dopo che ha commesso il fattaccio con Lilli. Adesso vediamo come si arriva al 14 dicembre e perché Lilli ci andrà lì. Allora noi sappiamo che Lilli dialoga con Claudio come non mai e per tanti minuti solo 2 volte, di cui qualche giorno prima, oltre 13 minuti, mai ebbe a parlare così tanto. C'era qualcosa che non andava. E Claudio non dettaglia tutto, ma solo parte del loro parlare. Per cui noi riteniamo che dalla prima e poi la seconda e poi la terza telefonata sia venuto fuori un nome ed un posto. Ecco come Lilli viene a sapere del terzo. E che abita in un posto di cui Lilli ha le chiavi. Adesso seguitemi meglio. Claudio ha detto che si incontravano in varie location e che lui diede la chiave a Lilli. Una di queste era occupata dal terzo che ha aggredito Lilli quando lei si recò ivi. Il fine del suo andare lì è collegato alle telefonate di Claudio, che però, si badi bene, non c'entra con la morte di Lilli. Lui non ha detto a Lilli vaci e parlaci, ha solo detto chi fosse in quell'abitazione e che ci fosse un problema. Ma Lilli non doveva interessarsi, di ciò invece lo farà, e ciò senza dire nulla a Claudio. Claudio ha solo involontariamente riferito della presenza del terzo in quell'abitato, senza dire altro. A quel punto Lilli, per un motivo di denaro, o peraltro si è sentita nella necessità di parlarci e mettere a posto qualche situazione che la turbò. Come abbiamo detto, questa cosa è nata tra il mese novembre e appunto il 14 dicembre. Nel mezzo ci sono prelievi di contanti. Ci sono momenti di sconforto e pianti di Lilli. Si diceva risolvere la vicenda. Quando poi vuole prendere di petto il terzo, lo affronta perché ciò ha fatto e non lo dirà a Claudio, inventando la scusa della Wind perché lei ci avrebbe messo poco tempo.
era risolvibile per lei, ma il terzo ha voluto di più e l'ha aggredita. Claudio disse che ha paura per sé e per la famiglia. Così disse ad Eder di Presenza. Si riferiva a persone che conosce Sebastiano. Allora, a questo punto possiamo unire i due dati oggettivi e risolvere il caso per poi parlarne alla procura. Di Trieste seguitemi nel concetto oggettivo dei dati. Ecco allora, Claudio si limita a riferire della presenza del terzo e del luogo, dicendo a Lilli: è lì ancora quello, e tu hai anche le chiavi ancora. Quel terzo a sua volta è conoscente di Sebastiano. Occorre dire che uno può avere anche amici poco di buono, e ciò non è un reato però. Per questo dico che Sebastiano ha saputo in mattinata di Presenza dal conoscente, ma Sebastiano e Claudio non c'entrano nulla. Ciò detto, questo terzo è persona cattiva e pericolosa, e da qui nasce poi tutto il seguito, con Claudio, che non vuole parlare di lui, e lo dice ad Eder che ha paura per i propri figli. Sebastiano non può a sua volta per conoscenza diretta, ma poi si cerca l'alibi, ed è in compagnia di qualcuno che glielo suggerisce e lo accompagna. Mi fermo qui perché non possiamo andare nel dettaglio. Il dopo è un parlarsi perché non volevano far ritrovare il corpo, inizialmente salvo, poi ripensarci inscenando. Il suicidio. Ciò a favore di tante ragioni, non solo una, signori. Si tratta di terzi che conoscono le scene del crimine, ne hanno visto tante, sanno come si gestisce un cadavere, come si pulisce, come si trasporta, con diversi sacchi. Quelli del trasporto non li hanno lasciati sul cadavere, se non quelli più interni a contatto. Tutto per non disperdere i liquidi, per non macchiare. La posizione fetale è quella del decesso. Inoltre, come già detto, è stata posta in un cantinato freddo con temperature molto basse, per giorni, salvo poi portarla a 48 ore, prima il 5 gennaio, ove la trovarono, attraverso sentieri interni di collegamento tra l'abitato ed il parco. Ciò detto, noi oggi mettiamo un punto fermo sulla vicenda che noi consideriamo risolta. Non possiamo fare il lavoro della procura e trovare il terzo o dare il nome non è un nostro lavoro. Noi abbiamo ricostruito il caso, quindi oggi ho offerto a voi, con una chiusura, spesso è più vicina ed intima la vicenda di quanto si pensi. Parlate integralmente e non tacete se volete dare giustizia vera a Lilli. Non abbiate paura. Ciao! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.